Questo è Forte Marghera, ci troviamo a Venezia. Nel 1797, dopo la caduta della Serenissima e il Trattato di Campoformio, gli austriaci decidono di costruire un forte per proteggere Venezia dal tiro delle nuove artiglierie che potevano colpirla dalla terraferma. Dal 1805 iniziano quindi i lavori per costruire il forte, in un'area paludosa e allagabile attraversata dal Canal Salso, principale via di collegamento di Venezia con la terraferma. In quel punto sorgeva il vecchio borgo di Marghera, sede di magazzini e dogane. Viene demolito e alcuni dei suoi edifici vengono trasformati in strutture del nuovo forte. Nel 1806 le truppe di Napoleone ritornano, sorprendono i lavori ancora in stato arretrato e prendono Venezia con facilità. Il forte viene riprogettato dai francesi, vengono aggiunti 6 nuovi bastioni esterni, un doppio fossato di cinta e un ridotto laterale. Nel 1809 il forte è ancora in costruzione quando viene attaccato dagli austriaci. I difensori francesi fanno allagare la zona forzando il nemico ad attaccare il lato più resistente, riuscendo così a respingerli. Gli austriaci ritornano nel 1813 ad assediare Venezia. L'anno dopo, nonostante il forte sia ancora in grado di resistere, il collasso dell'impero francese costringe i difensori alla resa. 22 marzo 1848, mentre la popolazione di Venezia insorta proclama la Repubblica di San Marco, gli abitanti di Mestre, con l'aiuto dei lavoratori della vicina ferrovia, riescono ad entrare in possesso di Forte Marghera. All'alba del 27 ottobre, le forze veneziane, uscite in massa dal forte, assaltano con successo Mestre e la liberano. Nel 1849 però l'esercito austriaco riprende Mestre e colpisce duramente Forte Marghera con l'artiglieria, costringendo i ribelli alla ritirata verso Venezia il 27 maggio. La città, dopo mesi di resistenza, si arrenderà il 22 agosto. In questa occasione emergono i limiti della fortezza di fronte ai progressi delle artiglierie. Il Regno d'Italia, dopo aver preso il Veneto agli austriaci nel 1866, decide quindi di avviare la costruzione del campo trincerato di Mestre. Nati obsoleti, i nuovi forti come Forte Marghera, dopo la Prima Guerra Mondiale, vengono convertiti in caserme, depositi e polveriere. Oggi Forte Marghera è stato recuperato, ospita eventi, esposizioni artistiche, locali e un museo di storia militare.